Era il 1° settembre dell'anno scorso quando il cavaliere Nello Butticè, dopo 72 anni di onorata carriera, chiudeva l'attività di famiglia, ovvero il prestigioso Caffè Italia, locale quest'ultimo divenuto uno dei simboli della città di Favara. Raffinata pasticceria per oltre mezzo secolo, ha rappresentato il punto di riferimento per diverse generazioni di favaresi. Ubicato al piano terra dello storico Palazzo Fanara di Piazza Cavour, il Caffè Italia, 16 mesi dopo, si è rifatto e il look riapre al pubblico. Nuova anche la proprietà, una società che, mantenendo uguale il nome dell'attività, non ha voluto rompere il legame affettivo con la città. Io credo che il Caffè Italia chiuso era davvero uno spreco, una piazza così bella in un centro storico che deve essere rivalutato, ha necessità di giovani come me che investono nel centro storico di Favara. Volontà della società è stata anche quella di lasciare immutati due simboli del caffè, ovvero l'insegna esterna e il cartello dei telefoni pubblici. Internamente, invece, il caffè, diventato anche ristorante, pizzeria e lounge bar, presenta una nuova veste. Su progetto dell'architetto Calogero Giglia, il locale offre ampi spazi, pareti miste in pietra ed in tonici grezzi, semplici di colore grigio, che ben si associano al luminoso banco bar e a delle applicazioni high-tech che piovono da soffitto. Al piano superiore una sala minimalista apre ad una sfiziosa ludoteca. L'idea progettuale è nata da un mio sentimento, che è quello del rispetto della tradizione, però ho cercato di interpretare anche le memorie del luogo, le memorie del passato, ma oltretutto tutto questo è stato anche visto da parte mia in chiave contemporanea. Diverse le installazioni artistiche presenti, tra le quali anche quella dell'eclettico Carmelo Nicotra, che in puro stile Warhol ha messo in fila i ritratti di alcuni dei personaggi che hanno fatto la storia della città, dal sindaco Gaetano Guarino al costituzionalista Gaspare Ambrosini, inclusi quelli delle icone popolari Stefano Cuppularu e Angelo Stagno. Tra i ritratti di Nicotra non poteva mancare quello del cavalier Nello Butticè, che comunque, nonostante il pensionamento, non si è mai spostato dal Palazzo Fanara e che sicuramente sarà una fonte inesauribile di consigli anche per i nuovi proprietari. Dopo 72 anni, come si può dimenticare un posto di questo? Quindi la vita deve continuare. Che impressione le fa vedere di nuovo il suo bar riaperto? Guardi, è tutto cambiato di com'era e come ora, quindi un complimento all'architetto che ha progettato, un complimento ai nuovi proprietari, ai nuovi gestori, e quindi mi auguro che sia non 72 anni come me, ma 100 anni di lavoro, di attività e di prosperità. Se hanno di bisogno io sono sempre a disposizione, anche perché è il mio debole e questo locale lo tengo al cuore. Nel segno della continuità anche la partecipata cerimonia di inaugurazione con il taglio del nastro condiviso e che ha visto ancora protagonisti gli emozionati Nello Butticè e la moglie Teresa. Con la riapertura al pubblico del Caffè Italia, la principale piazza di Favara acquista nuova linfa. Lo storico locale infatti si affianca alle altre attività che, nonostante la crisi economica, proseguono nel processo di rivitalizzazione di quello che era e vuole essere ancora il cuore pulsante della città.